Finalmente è stato nominato il commissario governativo sull'emergenza granchio blu. È sicuramente una nomina molto attesa da tutto il comparto della pesca, in particolar modo della zona dell'Adriatico, del Veneto e dell'Emilia Romagna, e per questo dobbiamo ringraziare il Ministero che ha dato corso a quanto già previsto dagli atti normativi prodotti, e questa nomina, nel naturalmente darci una figura di riferimento che potrà attuare tutte quelle prerogative e quei poteri anche di carattere speciale, sarà per noi un punto di riferimento per implementare la collaborazione tra operatori della pesca, i livelli istituzionali territoriali, in particolar modo le regioni e naturalmente il governo. Siamo pronti sin da subito a lavorare col commissario, al quale auguriamo veramente buon lavoro. È certo che si tratta di un'emergenza che anche quest'anno si manifesta con una gravità estrema e che quindi necessita di risposte anche di carattere straordinario che possono appunto individuare nella figura del commissario quel soggetto che possa darne piena attuazione. Faccio i migliori auguri di buon lavoro al prefetto Caterino, che tra l'altro conosco in quanto già ho avuto modo di vederlo nell'ambito del territorio della provincia di Rovigo, nell'ambito delle proprie funzioni prefettizie.